Gareggiare come squadra nel triathlon è una cosa un po' anomala perché di solito è uno sport individuale. Comunque gareggiare insieme forse dà una forza anche maggiore rispetto al gareggiare le gare individuali, ti dà una spinta in più forse a stringere più i denti e andare al tuo massimo. Nuoto sinceramente pensavo un po' meglio, poi in bici e in corsa ho recuperato un po' e sono arrivata con circa 10 secondi di distacco da quella del Minerva e comunque sono contentissima e non me l'aspettavo. Io ho ricucito il gap a nuoto, però poi in bici non sono riuscito a tenere la ruota dell'atleta del Minerva. Ho recuperato un po' in corsa, ma circa il distacco è lo stesso, anch'io non me l'aspettavo, infatti ero molto emozionato al termine della gara. Il nuoto è andato anche abbastanza bene, a bici ho perso un po' di secondi, però che ho recuperato poi a corsa e anche io non me l'aspettavo, è stata una bella sorpresa comunque. Sono partito ultimo e devo recuperare un gap di circa 1 minuto. A nuoto sono riuscito a recuperare pochi secondi, in bici un bel po', poi in corsa sono partito con 25 secondi di svantaggio e sono riuscito a recuperare e a staccare appunto l'avversario del Minerva e arrivando quindi all'arrivo soddisfatto un po' per tutta la squadra perché comunque ce la meritavamo anche. Mentre gareggiavo ero più motivato perché non correvo solo per me ma anche per i miei compagni di squadra che faticano con me ogni giorno negli allenamenti e quindi sì, fare le gare di squadra dà delle motivazioni in più. Triathlon Marostica campione d'Italia!